C'era una volta, in un tempo lontano, un giovane principe di nome Erico, primogenito di Valdemar e Berengaria. Erico nacque in un'epoca turbolenta, un periodo in cui il vento del cambiamento soffiava forte sulle terre di Danimarca. Sin da bambino portava sulle spalle il peso del destino, sapendo che un giorno sarebbe diventato re. Quando era ancora giovane, Erico fu nominato duca della verde regione di Sonderjylland. Il suo cuore era colmo di speranze e sogni di pace, ma la vita aveva in serbo per lui sfide oscure. Quando il tempo venne, fu incoronato re e con la corona sul capo iniziò a regnare, non senza difficoltà. Tra i suoi numerosi fratelli vi era Abele, che rifiutava di riconoscere l'autorità del nuovo re. La discordia tra i fratelli divenne presto una guerra fratricida e le terre che un tempo fiorivano sotto il sole ora conoscevano solo devastazione e dolore. Nonostante il tumulto, Erico mantenne viva la fiamma della speranza. Nel suo cuore ardeva il desiderio di portare la luce della fede in terre lontane. Così, nel silenzio della notte, progettò una crociata verso l'Estonia. Ma per sostenere questo sacro viaggio, Erico dovette imporre una tassa su ogni aratro, un gesto che scatenò una sommossa tra la gente della Scania. Da quel momento il popolo iniziò a chiamarlo Ploeffennings, il re delle monete del campo. La crociata fu rimandata, ma la tensione tra Erico e Abele crebbe come una tempesta. Un giorno, senza preavviso, Erico marciò nelle terre del fratello, costringendolo a sottomettersi, ma la pace durò poco. Nel buio di una notte, durante una discussione piena di rancore, Abele tradì Erico. Lo fece catturare dai suoi nemici e il destino del giovane re fu segnato. Erico fu decapitato senza pietà e il suo corpo, come un sacrificio alle onde, fu gettato nel freddo mare del nord. Ma le acque non vollero accogliere quell'anima innocente e il mattino seguente dei pescatori trovarono il suo corpo tra le onde. Lo portarono con rispetto e lo seppellirono nella chiesa dei Frati Neri, i domenicani, che custodirono il suo riposo con preghiere e silenzio. Anni dopo, il suo corpo fu trasportato nella chiesa di Ringsted, dove riposano molti re di Danimarca. La morte di Erico fu vista come un segno del cielo, un castigo divino che non avrebbe risparmiato i suoi assassini. Infatti, tutti coloro che avevano cospirato contro di lui trovarono una fine violenta, come se la giustizia divina li avesse seguiti nell'ombra. Il popolo danese iniziò a venerare Erico come un martire e in suo onore nacquero confraternite che portavano il suo nome, pregando affinché la sua luce continuasse a brillare. La sua tragica fine ispirò anche il cuore di poeti e artisti, come il grande Oehlenschläger, che raccontò la sua storia in un dramma immortale. E così, ogni anno, il 9 o il 10 agosto, la memoria di Re Erico viene celebrata. La sua storia, fatta di coraggio, dolore e tradimento, continua a vivere nei cuori di chiunque ascolti il suo nome, ricordandoci che anche nel buio più profondo una luce può risplendere. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.